Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Focus, il nostro spazio di approfondimento. 100 laureati in medicina e professioni sanitarie che si ritrovano tra le mani carta straccia, una università italo-bosniaca che si rivela in poco tempo un enorme castello di sabbia. Dietro questa girandola vorticosa di rapporti, di collaborazioni e di anche conti correnti, un dominus, Salvatore Messina. Dopo 10 anni di attività, lo scandalo viene fuori, c'è un'inchiesta da parte della procura, nessuno sapeva niente, inizia il rimpallo di responsabilità. Restano a piedi quegli studenti che hanno pagato da 6 a oltre 20.000 euro l'anno per studiare online aggirando la tagliola del numero chiuso. È quello che è stato ribattezzato il Bosnia Gate. Ci aiuta a ricostruire questa vicenda Giada Loporto, giornalista di Repubblica, redazione di Palermo, che per prima ha sollevato il velo su questa vicenda e che continua a tirare fuori dettagli e retroscena. Benvenuta Giada. Buongiorno, buongiorno a tutti. E ne parleremo anche con Fabrizio Micari, ex rettore dell'Università di Palermo, che ha stigmatizzato aspramente lo spaccato di degrado che è uscito fuori. Benvenuto anche a lei. Buongiorno. Allora Giada, facciamo un passo indietro perché siete voi che avete fatto scoppiare questo bubbone che covava da tempo. Il 21 febbraio scorso, quindi un mese fa, alcune madri si rivolgono proprio a voi, la redazione di Repubblica, chiedendovi di scoprire perché i loro figli non riuscivano a iscriversi agli ordini. E voi che cosa scoprite e tirate fuori? Arrivano queste mamme disperate perché appunto le loro figlie non riuscivano a iscriversi all'ordine dei fisioterapisti. Io prima ancora di contattare Salvatore Messina, appunto hai detto bene, quello che è considerato il dominus del Bosnia Gate, ho scritto ufficialmente una mail al Ministero dell'Università e della Ricerca e al CIMEA, che è l'organo che collabora con il Ministero per il riconoscimento dei titoli in Italia. Mi ha chiamata subito il presidente del CIMEA che aveva letto la mail, Luca Lantero, e mi ha raccontato che in realtà loro stanno dietro a questa realtà da tantissimi anni, l'avevano già diffidata più volte, a proseguire nella loro attività, perché loro sostenevano e raccontavano ai ragazzi che il titolo preso in questa pseudo università aveva l'equipollenza in Italia. In realtà il MUR, il Ministero, non l'ha mai accreditata in Italia e inoltre a oggi è senza accreditamento anche in Bosnia. Hanno avuto un accreditamento, diciamo, momentaneo, di prova, chiamiamolo di prova, mai definitivo, che poi si è risolto negativamente, e l'ambasciata italiana a Sarajevo in un documento ha comunicato che queste dichiarazioni di valore, che non sono in realtà i diplomi di laurea ma sono dei semplici attestati di partecipazione rilasciati durante questo accreditamento condizionato, non valgono comunque perché l'accreditamento si è risolto negativamente. Quindi però va anche l'università che non ha nessuna valenza giuridica e questi titoli sono effettivamente carta straccia. Esatto, va tra l'altro precisato perché lì è tutta una vicenda dai contorni veramente torbidi. Alcuni ragazzi, non avendo informazioni, diciamo, dettagliate, perché Salvatore Messina continuava a dire sulla sua versione anche nelle migliaia di veramente di mail che mi hanno girato, una ragazza è andata in Bosnia con il padre e le hanno risposto in modo agghiacciante. All'Università di Goraz le hanno detto che gli studenti italiani non risultano nelle loro liste, che il rapporto con Salvatore Messina si era interrotto già 2 anni o 3 anni fa, e che in realtà Salvatore Messina non è il rettore, come si autodefiniva, dell'università bosniaca, ma sulle carte del tribunale locale figura un altro rettore, un accademico locale chiamato Becirovic. Ecco, quindi appunto dicevamo un grande castello di sabbia. Probabilmente, voi questo l'avete anche scritto, all'inizio Salvatore Messina ha tentato di mettere in piedi davvero questo accordo di cooperazione con la Bosnia-Herzegovina, ma non c'è riuscito. Tra l'altro la Bosnia-Herzegovina, lo diciamo, è la terra degli scandali, dei diplomi facili, no? Quindi si trova terreno facile a creare queste situazioni. Non avendo avuto un diniego da parte di queste istituzioni, lui comunque è andato
andato avanti. Ecco, ti voglio chiedere chi è questo personaggio? Fra l'altro lui è venuto da voi in redazione a ancora cercare di legittimare quello che aveva fatto. Lui credo che non si aspettasse che poi, cioè lui è abituato, da come mi raccontano, a vendere veramente Fontane di Trevi, come abbiamo detto nella nostra videoinchiesta. Lui è venuto in redazione da noi presentandosi con una serie di documenti, aveva anche questi documenti che lui diceva essere firmati al presidente Sergio Mattarella. In realtà l'altro giorno sull'accordo tra la Bosnia e l'Italia per l'equipollenza dei titoli. In realtà il MUR ha chiarito che l'accordo tra la Bosnia e l'Italia è nell'ambito della cultura, eccetera, ma non è stato mai attivato e siglato quello sull'equipollenza dei titoli accademici. Soprattutto, e poi il Quirinale è intervenuto personalmente per smentire qualsivoglia accordo firmato dal presidente Sergio Mattarella. Cioè, si è dovuto scomodare persino il Quirinale per smentire questo documento assurdo. Che voi vi ha portato, vi ha fatto vedere questo accordo di cooperazione firmato dal Presidente? Sì, quindi sì, fino sì, all'ultimo lui lo sbandierava. Tra l'altro questo accordo, cioè la cosa fondamentale è che questo accordo è alla base, e lì si dovrà indagare, alla base di tutti i tirocini stipulati con le aziende sanitarie del sistema sanitario nazionale. Cioè nelle delibere che attivano i tirocini con questo pseudo Ateneo viene citato questo accordo tra la Bosnia e l'Italia per l'equipollenza dei titoli, ma in realtà non esiste, quindi anche quelle delibere fatte, come sono state fatte? Punto interrogativo. Ora è venuto fuori che l'assessorato alla salute non aveva autorizzato nulla al tempo, adesso ha sospeso i tirocini, ma li ha sospesi sulla base di un accordo che comunque non c'era, e quindi le singole aziende lo hanno stipulato singolarmente con Messina. Ecco, adesso tutti, come dire, cercano di smarcarsi e si crea la polemica nella polemica, perché l'attuale rettore Massimo Midiri ha chiamato in causa l'ex rettore Fabrizio Micari, che è qui collegato con noi, sostenendo di non essere stato messo al corrente di questa diffida da parte del MIUR, il Ministero appunto dell'Università, che già negli anni precedenti, mi pare che si risale al 2018, appunto diffidava dal tenere in conto questa università. È così, Fabrizio Micari? Ma guardi, diciamo la vicenda è veramente scabrosa, nel senso, e poi soprattutto quello che addolora davvero è la truffa che è stata fatta a danno di questi ragazzi, delle loro famiglie, che sostanzialmente hanno creduto a dei millantatori. Il titolo non era assolutamente valido e quindi diciamo è stata una vera e propria truffa ai loro danni, un furto di futuro, come qualcuno ecco, l'ha ma definito. voi lo sapevate che c'era una diffida da parte del Ministero, Allora, insomma che c'erano dei sospetti su questa università Chamonix? Assolutamente sì, nel senso che intorno al maggio del 2021, mi riferisco naturalmente alla cosa più recente, quindi gli ultimi mesi sostanzialmente del mio mandato, il Ministero scrive alla CRUI segnalando diciamo, questa problematica. La CRUI sarebbe la conferenza dei rettori, la conferenza dei rettori gira per mail questo comunicato, questa nota della CRUI, che arriva appunto all'Osteri, arriva all'indirizzo istituzionale rettore@Unipà, e noi appunto da rettore @Unipà, la mia segreteria la smista agli uffici di competenza, che naturalmente erano relazioni internazionali e segreterie studenti. Relazioni internazionali perché naturalmente si evitasse qualunque forma di accordo, convenzione tra l'Università di Palermo e la Jean Monnet. E segreterie studenti perché laddove qualche studente avesse voluto provare ad iscriversi ad Unipà utilizzando dei crediti fasulli conseguiti presso Jean Monnet, questa situazione appunto fosse bloccata, e quindi noi abbiamo fatto questi due passaggi che sono proprio i due passaggi per bloccare questa situazione qui. Questo avviene intorno al maggio del 2021. Quindi voi l'avete fatto, insomma, questo passaggio di consegne, lei non l'avrebbe firmato dunque questo atto notarile con appunto Messina per creare un'università del Mediterraneo?
No, allora le dico, è chiaro che noi diciamo, ma questo è una regola insomma, che ho avuto in tutti quanti gli anni del rettorato, ho sempre diffidato nei confronti di iniziative di questo tipo. Noi abbiamo fatto una battaglia ed è una cosa molto diversa tra l'altro contro Dunarea Doios ad Enna. Quindi è chiaro diciamo, che in ogni caso un accordo con un'università bosniaca, con sede in Svizzera, con tutte quante queste cose strane, diciamo, non l'avremmo fatta. E infatti, diciamo, per i mesi del mio mandato residui, fino appunto al 31 ottobre 2021, evidentemente tutto questo non si è fatto. Poi, evidentemente, nel periodo successivo, diciamo, non è più la mia gestione, quindi evidentemente poi sono avvenuti diciamo, degli altri fatti, dei nuovi contatti e lì un po' di problemi evidentemente ci sono stati. Giada, tra l'altro voi avete sentito anche il rettore Massimo Midiri, lui alla fine si è giustificato dicendo che aveva firmato questo atto per la costituzione di un'università a titolo personale. Sì, lui ha detto questa cosa. Tra l'altro noi cos'è che abbiamo ricostruito la fase temporale, nel senso, come abbiamo detto anche nell'intervista fatta a Fabrizio Micari, 40 giorni prima il Senato accademico e il CDA rifiutano, no, questo accordo, tolgono questo punto dell'accordo di cooperazione tra l'Università di Gorazde e Unipa, perché alcuni senatori accademici, facendo delle ricerche online, avevano trovato delle incongruenze e quindi era stato detto che era un accordo non valido. Quindi questo punto viene ritirato sia in Senato accademico che in CDA. 40 giorni dopo il rettore firma questo atto di costituzione di questa associazione che dovrebbe creare questa università internazionale del Mediterraneo, lo firma all'Osteri, ma lui dice appunto a titolo personale. Noi abbiamo trovato ovviamente prima di scrivere l'atto costitutivo e quindi ci siamo resi conto che effettivamente non veniva citata Unipa, non viene citata neppure Gorazde. Però, come dicevamo oggi appunto sul giornale, non è tanto il partner Salvatore Messina che è un aggravante, ma lo potrà dire meglio l'ex rettore, ha interpretato bene il suo pensiero. Si tratta di conflitto di interesse. Ecco, questo anche di questa sedicente università da costituire è un po' emblematico del metodo Messina, quello di stringere accordi, fare cooperazioni, coinvolgere e allargare il più possibile questo cerchio magico. Lui aveva ingaggiato docenti dell'Università di Palermo, ma anche primari, direttori di dipartimento, insomma eccellenze del mondo della sanità che avallavano l'idea negli studenti e nelle loro famiglie che questo ente fosse affidabile. Il problema è stato proprio questo. Allora, per adesso in redazione arrivano veramente decine di chiamate da genitori che cercano spiegazioni perché dicono: ma noi si sentono quasi in colpa, no? Per non aver vigilato loro abbastanza, aver fatto perdere questi anni ai loro figli. In realtà come si poteva diffidare da questa cosa se era accreditata, cioè se venivano fatte le cerimonie di consegna dei diplomi all'Albergo delle Povere con l'allora assessore regionale alla formazione Roberto Lagalle, oggi sindaco, che consegnava i diplomi, se c'era addirittura il vescovo di Monreale Michele Pennisi, se poi c'era una serie di incontri all'Osteri con le istituzioni al massimo livello che dialogavano con questo ente. Professore Micari, stava dicendo qualcosa? Ma purtroppo è esattamente quello che sta dicendo Giada, cioè è una truffa che è stata costruita sulla base, diciamo, della credibilità di alcuni personaggi che sono stati purtroppo coinvolti in questa iniziativa, perché non c'è dubbio che diciamo, vedere una realtà che in qualche modo poi fa tirocini con una serie di praticamente tutti gli ospedali, insomma, cittadini, vedere che c'era un'organizzazione dove il prorettore alle scuole di specializzazione era il presidente dell'ordine dei medici, vedere che c'erano anche dei professori di Unipa coinvolti, eccetera, evidentemente dava credibilità a tutto quanto il sistema che non aveva assolutamente fondamenta, insomma, questa è la questione. Dall'altro lato c'è indubbiamente questa persona, questo Salvatore Messina, che ha una capacità, diciamo, di affabulare, di incantare,
e quindi di costruire sulla base di questo una rete che apparentemente era una rete che poteva ingannare e che dei fatti appunto ha ingannato, diciamo, tanti ragazzi e tante famiglie. È una truffa davvero costruita molto bene. Questa è un po' la realtà. Poi è chiaro che diciamo non si accontentava mai di nulla, e appunto questa costituzione di questa associazione per creare una nuova università sostanzialmente lo dimostra, cioè diciamo vengono messe insieme una serie di persone assolutamente affidabili e credibili per costituire qualcosa che poi chissà che cosa sarebbe stato. È davvero una brutta storia, è una storia che dimostra degrado, è una storia che dimostra inganno, forse anche, diciamo, appunto dimostra la volontà di cercare tante volte scorciatoie e di costruirle sulla base appunto del denaro. È una brutta storia. Come ha scritto lei nel suo post, cercare la strada delle conoscenze anziché quella della conoscenza, sì, di cui l'università dovrebbe essere il tempio. Esatto. Un grande affabulatore, quindi uno che già mi dicevi è capace di truffare anche i truffatori, ma che per smascherarlo in realtà bastava fare una ricerca su internet. Una ricerca su... Sì. Cercando su Google si trovano i suoi precedenti giudiziari. Lui è stato nel 2004, quindi esattamente 20 anni fa, è stato condannato in primo grado a 8 anni per una truffa, percorsi di formazione truffa all'Unione Europea, e attualmente è in contenzioso con la regione siciliana perché deve restituire alla regione siciliana 15 milioni di euro, perché questi corsi venivano organizzati per mezzo della regione siciliana con fondi europei. E quindi è anche questa l'assurdità, cioè, forse si è avuta, noi non sappiamo oggi l'indagine è in corso, sappiamo che ci sono al momento 3 indagati che sono Salvatore Messina, suo figlio Dario e il prestanome Alessio Culotta. Diciamo che l'accusa è truffa e riciclaggio, che non l'abbiamo ancora detto. È autoriciclaggio anche, sì. Però non sappiamo, oggi noi abbiamo aperto con il pezzo del collega Salvo Palazzolo che parla anche di questo cerchio magico dei docenti attorno a Salvatore Messina, perché a quanto pare alcuni docenti di questi 133 che noi abbiamo via via raccontato, fatto i vari nomi, alcuni docenti avrebbero firmato questo contratto di collaborazione con Jean Monnet che prevedeva di avere il 20% della retta degli studenti a seconda di quelli che portava, cioè il professore aveva questi proventi, avrebbe avuto questi proventi. Questa è la classica struttura piramidale delle classiche truffe, insomma, proprio mutuate esattamente dal sistema piramidale. Però ho letto che ci sono stati anche dei docenti che sono stati truffati, che hanno dovuto pagare per iscriversi all'ordine dei docenti esteri e poi non sono stati mai pagati. Cioè, quindi, diciamo... Esatto, soprattutto non hanno mai iniziato le lezioni, cioè veniva mandata questa mail ai docenti dove si diceva dovete pagare 450 o 500 euro, non ricordo bene, per iscrivervi a questo albo bosniaco, più altri soldi per protocollare tutta una serie di documenti, eccetera, eccetera. Molti lo hanno fatto e poi in realtà non hanno neppure mai insegnato. Quindi una trama molto, molto articolata e molto travagliata, di cui continueremo a parlare tra pochissimo. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità. A tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio, continuiamo a parlare dell'Università Fantasma Jean Monnet, su cui c'è un'inchiesta da parte della magistratura. Professore Micari, le chiedo, questo dominus di questa università, Salvatore Messina, intercettava gli studenti che rimanevano fuori dal numero chiuso, trovandosi davanti questo muro. Ecco, secondo lei il problema è il numero chiuso e bisogna revisionare il meccanismo di accesso a queste facoltà? Allora, a mio modesto avviso il problema non è il numero chiuso, c'è un problema sicuramente sul meccanismo di accesso. Il meccanismo del numero chiuso, più che altro io parlerei di numero programmato, dipende dalla correttezza della programmazione che poi si esegue. Intendo dire, noi oggi paghiamo, ed è sostanzialmente la ragione per cui
diciamo ci sono tanti problemi negli ospedali in questo momento. Noi paghiamo una cattiva programmazione che è stata fatta 10-12 anni fa. Un medico si forma in 10-12 anni, nel senso che ci vogliono gli anni di studio, poi le scuole di specializzazione, quindi sono 10-12 anni. E se noi torniamo indietro al 2010-2012 ci accorgiamo che sono quegli anni nei quali, anche per le condizioni di crisi economica che c'era, si è tagliato moltissimo su tutto quello che era la sanità pubblica e si sono tagliati moltissimo i numeri appunto programmati nelle università. A quel tempo Palermo aveva 200-250 iscritti all'anno. Oggi evidentemente questo numero è minimo, ridicolo rispetto a tutti quanti i medici che vanno in pensione, e questo determina i buchi che ci sono negli ospedali. Quindi diciamo è stata sbagliata la programmazione dei numeri che sarebbero stati necessari negli anni a seguire. Io credo che invece una buona programmazione fatta ragionevolmente e guardando davvero alle prospettive possa consentire di avere nello stesso tempo i numeri di medici che servono e la qualità nella formazione dei medici. È inutile negarlo. Oggi, se noi avessimo il numero aperto 2.000-2.500 ragazzi che si iscrivono a medicina, non saremmo in grado in nessuna università italiana, 2000-2005 sono su Palermo, non saremmo in grado in nessuna università italiana di dare una formazione di qualità e formare dei medici di qualità. Un medico non si forma nei cinema, non si forma nelle fiere. Un anno c'è stata Ferrara che ha aperto i corsi e si è trovata con 2.000 iscritti e sostanzialmente li andavano a fare alla fiera di Ferrara. Questa non è la formazione che serve per un medico, dove poi serve avere laboratori, avere la possibilità di fare delle prove, avere anche la possibilità di fare poi dopo i tirocini in corsia. Quindi un'università solo online è limitativa, insomma, in questo inimmaginabile. Fare medicina online è assolutamente inimmaginabile. Io credo che invece quello che vada cambiato, a parte una corretta programmazione, già adesso su Palermo ci sono 500-550 posti, quindi i numeri cominciano a diventare più importanti, ma al di là di una buona programmazione, il numero può ancora crescere, ma al di là della buona programmazione quello che serve cambiare è il meccanismo di accesso, perché questo test fatto in un colpo solo, che è assolutamente iniquo, perché avere una sola occasione e rispondere a delle domande che sono anche domande che non c'entrano nulla, domande di cultura generale, è assolutamente sbagliato. Si è dimostrato sbagliato il sistema che era stato proposto delle 4 possibilità, perché poi dopo c'erano meccanismi di equalizzazione dei quesiti che erano difficilissimi da gestire e che poi sono stati oggetto di sentenze del TAR. Questo nuovo sistema di cui parla la ministra è invece interessante, cioè pensare di avere una sorta di primo semestre al quale possono accedere tutti e poi dopo al termine di questo semestre fare chi supera gli esami, questi primi esami di materie inerenti come anatomia, biologia, fisica medica, e poi appunto quelli che passano proseguono. Potrebbe essere un sistema che funziona meglio. Naturalmente non sarebbe una riforma a costo zero, bisognerebbe comunque investire su infrastrutture e su laboratori, però penso che potrebbe essere una buona possibilità. E si potrebbero evitare anche quei corsi costosi a pagamento che si sobbarcano le famiglie. Sì, perché sarebbero di fatto sostituiti appunto proprio da questo primo semestre di attività presso le università. Non è una riforma che si può fare a costo zero, però in effetti può essere una riforma che mette insieme la qualità dell'insegnamento con poi appunto la programmazione. Grazie. Consideriamo anche che ci può essere anche il rischio opposto, cioè sono state fatte anche dal Sole 24 Ore delle proiezioni, diciamo, guardando al futuro. Se oggi noi avessimo il numero aperto ci ritroveremmo magari tra 10 anni con un surplus di medici rispetto a quelli che poi sono effettivamente necessari. Quindi io credo che in Italia ci vuole programmazione e qualità, programmazione di sapere cosa servirà e qualità, perché noi formiamo medici, con tutto il rispetto per tutti gli altri corsi di laurea, quello io non so, assolutamente, non parlo per me, però insomma con tutto il rispetto per gli altri corsi di laurea, formare un medico è una cosa particolarmente delicata. Grazie professore, siamo in chiusura. Giada, immagino che avrete tante altre puntate in cantiere su questa vicenda, che cosa ancora ci riservate?
Noi stiamo lavorando, cioè adesso messo da parte Salvatore Messina, che comunque adesso la procura indagherà e valuterà le responsabilità o meno, noi stiamo indagando la zona grigia, cioè quella che ha permesso l'accreditamento di questa struttura agli occhi di queste famiglie che sono state raggirate pagando rette altissime, come dicevamo, perché si arrivava addirittura a 20.000 euro l'anno per medicina, 12.000 euro l'anno per fisioterapia. E in realtà sempre quella ragazza che era andata a Goraz ha scritto una mail a tutti gli altri dicendo una cosa allucinante: a Goraz mi hanno detto che la facoltà di medicina costa 3.000 euro l'anno, quindi già da questo si doveva capire che c'era qualcosa che non andava nel Gemmonè. Perfetto, continueremo a seguire gli sviluppi di questa vicenda, quindi grazie al professore Fabrizio Migari, grazie a Giada Loporto, collega di Repubblica, grazie naturalmente a tutti voi che ci seguite da casa. Buon pomeriggio.